Antolin. Mezzo milione di persone, questo è il pubblico dell'Airshow di Jesolo, dove le frecce tricolori, bandiere dell'aeronautica e delle forze armate, hanno mosso in tutti i presenti le emozioni di sempre, quelle che hanno la stessa intensità ma non sono mai uguali a quelle dell'anno prima. Praticamente vicini di casa delle frecce tricolori, gli uomini e i mezzi del quinto Rigel dell'aviazione dell'esercito hanno mostrato a tutti le loro capacità e le loro peculiarità, che sono quelle di sapersi muovere in simbiosi con le truppe di terra, o meglio ancora con le truppe anfibie del reggimento Lagunari Serenissima, con cui si è simulato il salvataggio di un pilota in ambiente ostile. Gli elicotteri di assalto, gli A129 Mangusta e i grandi e moderni NH90 hanno dato saggio delle loro capacità, assieme agli HH-139 dell'aeronautica e gli AV-139 della Guardia Costiera, in assetto Search and Rescue, ovvero salvataggio e ricerca, senza dimenticare il passaggio degli AMX che stanno festeggiando i 30 anni di lavoro in tutti i teatri operativi dell'aeronautica. E allora, buonasera, ben ritrovati con 20:10, le immagini stupende di domenica, le frecce tricolori, comunque un orgoglio del nostro paese nonostante gli attacchi di qualche anno fa a questa meraviglia della nostra aeronautica. Saluto e ringrazio Federico Caner, buonasera Assessore. Buonasera a tutti i telespettatori. Assessore al turismo della Regione del Veneto, come sempre ogni tanto ci rivediamo, anche perché essendo la prima regione d'Italia per turismo abbiamo molte cose di cui discutere, fare un primo bilancio. Noi abbiamo trovato dei dati che adesso vorrei commentassimo insieme dalle pagine proprio della Regione del Veneto. È chiaro, adesso è settembre, conferma anche lei la stagione, cioè l'anno in cui molti hanno scelto settembre, e che lettura ha dato, quindi bisogna aspettare ovviamente qualche settimana in più per avere quelli definitivi. Lo conferma, e che lettura dà di questo? Sì, le devo dire la verità, all'inizio eravamo un po' preoccupati, un po' anche tutti gli operatori turistici erano preoccupati, perché sembrava che fosse un anno, diciamo, quasi negativo, no? O comunque di sostanziale stabilizzazione. In realtà... diciamo, il Papete, non essendo nella nostra regione, avevano scelto altrove, ho capito. No, in realtà abbiamo avuto un maggio che è stato molto negativo, e quindi c'era molta paura. Io infatti ho i dati dei primi 6 mesi, quindi da gennaio a giugno, che comunque dimostrano che la situazione non è poi così negativa, e anzi luglio e agosto, pur non avendo ancora i dati statistici Istat sotto mano, però sappiamo già che saranno molto positivi. Luglio e agosto, e anche e soprattutto questo settembre, che è un settembre bellissimo, che ha portato ad allungare molto la stagione, anche al mare, ma non solo al mare, molto in montagna, che tra l'altro si sta riqualificando molto dal punto di vista anche estivo, e quindi non solo invernale, e anche le città d'arte. Quindi qui abbiamo già dei dati che comunque, come potete vedere, tutto sommato dal punto di vista generico sono positivi. Vediamo appunto un mare che dal punto di vista delle presenze turistiche, che sono quelle che interessano di più rispetto agli arrivi, perché le presenze, ricordo sempre, sono le notti che il turista passa sul territorio, quindi spende in sostanza. Esatto, io sono uno, come arrivo valgo 1, però se ho preso 3 notti sono 3. Valgo 3, esattamente, quindi valgo di più di uno che è stato una notte mare, sola. città d'arte, lago, ecco, il mare fa più 1,7%, il mare, scusate, le città d'arte più 5%, quindi le città d'arte continuano a essere il motore trainante del Veneto. Qui ci sono tutte i capoluoghi. È proprio questo, quindi un po' tutte le città, Treviso, Vicenza, Padova, Verona, non ne parliamo, Venezia anche, anzi Venezia, devo dire, rispetto alle altre città d'arte è in calo. Va sempre bene ovviamente perché è Venezia, ma in termini percentuali cresce meno delle altre. Questo è anche frutto un po' di una campagna, se vogliamo, non proprio simpatica, che è stata fatta a livello internazionale contro Venezia, dicendo è affollata, andate da altre parti, no? Ne hanno beneficiato altre città, Treviso, tra cui Treviso, New York Times ha scritto, esatto, oppure anche qualche altro borgo. Come vedete, il dato totale comunque delle presenze è positivo, è un più 2,8%. Allora, turismo è quello a sinistra, giù in fondo? Sì, no, esattamente. 2,2? No, il totale 2,3, in alto a destra, esatto, 2,3, sì, scusa. Delle presenze. Sì, il totale 2,3. Gli italiani, un po' meno italiani. 1,3 gli italiani, mentre 2,8 gli stranieri. Come presenze. Questo a noi sta bene, perché dovete tenere presente che il Veneto
in Veneto ci sono più stranieri che italiani che fanno le vacanze in generale, no? Siamo una regione che attrae molto dal punto di vista internazionale e soprattutto a livello europeo. Germania in particolare, anzi lingua tedesca, che vuol dire Germania, Austria e Svizzera tedesca, hanno come bacino, diciamo, di riferimento proprio la nostra terra. Che oggettivamente è un buon turismo, è un turismo di qualità, sì. È un turismo che spende. Sì, assolutamente sì. Tony, ogni tanto facci vedere ancora queste grafiche così un po' le commentiamo, le guardiamo. E noi dove andiamo a fare vacanza allora? Ma devo dire che negli ultimi anni c'è stato un po' un ritorno proprio dell'Italia, forse complice anche la capacità di spesa inferiore degli italiani, che si sono un po' mossi meno, fanno vacanze molto più brevi, quindi non si fanno più le vacanze da 15 giorni, 10 giorni, già la settimana è difficile, molti fanno i weekend o i 3 giorni, poi spezzano, vanno via altri 3 giorni. Ma un po' forse per scelta anche di vita, no? Spezzare un po' durante l'anno invece che fare la vacanza lunga. E un po' forse anche l'aspetto economico, perché uno tiene sotto controllo meglio le finanze da questo punto Tony, di vista. scusa, ecco, perfetto, proprio questa, ce la fai rivedere un attimo. Allora, mare più 3,5 gli arrivi. No, gli arrivi sono cresciute le presenze invece. Sono cresciute le presenze. Cosa vuol dire? Che quindi si fa... Questo va bene, vuol dire... Meno la giornata spot? Esattamente, vuol dire che c'è meno gente che arriva in termini quantitativi assoluti, che sta una notte, ma quelli che vengono stanno di più sul territorio, il che questo va bene perché spendono di più. Io non voglio avere turisti che fanno una notte e poi scappano, preferisco averne numericamente meno ma che stanno più tempo sul territorio, perché questi spendono di più. Quindi io guardo sempre le presenze, buono anche il dato dell'arrivo, però il dato della presenza è più significativo. Tony, stiamo sull'altra, scusami, allora, e poi c'era, quindi questo era il mare, città d'arte, che abbiamo già commentato, 5%, no? Più 5% è un dato notevole. Notevole, questo è molto alto. Mi pare Treviso in particolar modo cresca, no? Treviso è cresciuta ancora di più, nel 2018 ha sfiorato il 20% di crescita. 20%, sì, teniamo presente che Treviso ovviamente aveva dei numeri assoluti di riferimento, cioè di partenza, più bassi rispetto ad altre quindi città. Aveva più margine di crescita rispetto ad altre. È cresciuta molto più veloce, no? Però più 20 è tanto. Più 20 è tanto, 2018 Treviso. Allora, poi Lago ha fatto... Lago risente un po'? Lago meno 1,6. Qui risente molto il Lago del fatto che voi sapete che qui arrivano molti tedeschi tendenzialmente. Sì. Sono cresciute le mete internazionali, quindi Egitto, Turchia, anche i Balcani, la parte diciamo sud, c'è l'Albania, Montenegro, che sono punti di riferimento importante ora, e molti tedeschi si sono direzionati là. Sì. Colpa anche, se vogliamo, Grecia per esempio è cresciuta molto, questa è un po' anche responsabilità di tour operator tedeschi e grandi fondi di investimento e banche tedesche che hanno investito molto lì e stanno proprio cercando di fare un'operazione scientifica di spostare. Per portarli là. Assolutamente sì. Quindi poi teniamo conto che anche il Lago ha subito un maggio bruttissimo, ripeto che questi sono dati gennaio-giugno, ci manca ancora luglio-agosto. Ci manca diciamo tutta l'estate. Esatto, ci manca luglio, agosto e settembre. Che sono stati, lo dico già, positivi, quindi secondo me il Lago ha recuperato. Un paio di curiosità che le vorrei chiedere, ma anche le nazionalità, diciamo, tra i suoi non dati? le ho qui presenti, ma le abbiamo. Cioè, mi incuriosiva molto, i cinesi stanno crescendo o no? I cinesi stanno crescendo, dal punto di vista numerico, nonostante loro siano un paese diciamo, con una grandissima popolazione in termini quantitativi, quindi dovrebbero essere molto più presenti di quello che sono. In realtà noi abbiamo sempre il mercato tedesco come punto di riferimento numero 1 in Italia. Poi abbiamo tanti inglesi, americani, però i cinesi stanno crescendo sempre di più a livello percentuale, cioè la famosa crescita esponenziale della curva è molto più alta rispetto agli altri, quindi a livello quantitativo sono ancora bassi perché è da pochi anni che si sta investendo sul mercato cinese, anche perché per avere i turisti cinesi bisogna essere attrezzati in maniera differente, conoscere la loro cultura, preparare quello che vogliono loro chiedono cose specifiche. Farlo gestire da loro. Bravissimo. Cioè l'albergatore deve essere un cinese, giusto, è vero? No, può anche essere un veneto, ma deve rispettare le loro richieste, deve essere formato per il mercato cinese. Perché c'è una cultura comunque, questo è vero. Poi le racconto una cosa delle mie vacanze estive, cioè non le faccio vedere i filmini, ma è una curiosità che riguarda il turismo. Allora, Tony, scusa, torniamo sempre a quella grafica lì delle differenze, no? L'altra, grazie. Allora, città, mare, città d'arte, lago abbiamo visto, montagna. Ecco, questo è un dato. Allora, meno 3,1 gli arrivi e meno 1,9 le
preferenze. Ecco, qui dobbiamo tenere presente però una cosa, siccome ripeto sono dati gennaio-giugno, è l'inverno precedente. Diciamo, questo è l'inverno a cavallo, diciamo, tra il 2018 e l'inizio, che non perché è stato... la prima cosa che direi, ma insomma dovevano aiutarci dopo Baia, dovevano arrivare i turisti, non sono arrivati? Invece in realtà i turisti sono arrivati, è che appunto gennaio con poca neve qualcosa l'abbiamo pagata, però in realtà questa stagione estiva in montagna è andata benissimo, quindi i dati secondo me che arriveranno di luglio, agosto e settembre porteranno quel dato che adesso vedete leggermente negativo, lo porteranno in segno positivo. Però ero in montagna qualche settimana fa, proprio per 2 giorni, ecco, non so, forse non faccio testo come vorrebbe lei, no, è una presenza lunga. Però sentivo proprio gli albergatori dicono sì, è normale, cioè adesso la montagna va meglio d'estate che d'inverno, perché comunque d'inverno chiaramente è molto più costosa, significa anche sciare, quindi tutta una serie di costi in più. Ma da quando la montagna va meglio d'estate che d'inverno? Gli ultimi 2 o 3 anni. Così? Sì, anche cioè 5, vuol dire che ha vissuto un esploit estivo, cioè, esatto, giusto? E secondo me complice di questa cosa, sembra una cosa un po' paradossale ma è così, è l'immissione nel mercato della bicicletta elettrica. Okay. Allora è incredibile come questa abbia portato dei veri e propri appassionati che vengono su d'estate, stanno molto sul territorio perché si fanno dei percorsi che prima non erano in grado fisicamente di affrontare, cioè solo chi faceva ciclismo a un determinato livello era in grado di andare in montagna non solo per strada ma anche con la mountain bike, quindi significa nei sentieri, no? Nelle strade silvopastorali. Ora io anche quest'estate che sono stato nelle nostre montagne ho visto un sacco di gente, cominciano i nostri operatori a attrezzarsi a fare le cosiddette percorsi downhill, quindi di discesa in bicicletta, quindi arrivano su con la bicicletta magari anche con la funivia, che oggi non è più un mezzo invernale ma è anche un mezzo estivo, attaccano la bicicletta, vanno su e poi scendono. Altri invece fanno proprio la salita e la discesa grazie all'utilizzo della bicicletta elettrica. Quindi questo è un turismo che sta esplodendo. Allora, l'ultima parte di quella slide, Tony, che invece riguardava le terme, anche questo è un dato interessante. Terme in crescita? Le terme in crescita dopo parecchi anni, ecco, le terme negli ultimi anni... Più 2,5 gli arrivi, più 2,6 le presenze. Le presenze, ecco. Devo dire che qui si sta facendo un buon lavoro a livello di bacino termale, soprattutto di Abano e Montegrotto Terme, quindi diciamo l'area padovana. Negli ultimi anni era quella che aveva avuto più problemi, quindi bisogna dire anche questo, che è vero che sta crescendo, però è anche quella che aveva avuto più problemi in passato. Quindi, perché rinasce? Perché stanno cominciando a fare investimenti, soprattutto hanno cominciato a fare una DMO, che è una destination diciamo locale unica, quindi non sono più consorzi divisi, si sono messi insieme, stanno facendo una promozione unica, stanno venendo anche con la regione nei mercati internazionali e quindi insomma stanno cominciando a investire sul prodotto e sui servizi da dare, che non deve più essere l'aspetto curativo delle terme, ma deve essere un wellness a 360 gradi, che significa per esempio anche dire al turista sì, vieni qua, mangi bene, bevi bene, ti fai le cure, le terme, poi però ti do anche un servizio, prendi la bici, vai a visitare i Colli Euganei per esempio, o fai una visita culturale alla città di Padova, piuttosto che aggiungere altri prodotti turistici al wellness diciamo tout court. Ma l'assessore al turismo fa il turista? Sì. Assolutamente sì. Cosa ha scoperto in questi anni? È una cosa che non la sapevo proprio. Diciamo che io mi sono mosso anche a livello... di Sottoguda, che poi poveri... c'è un investimento da 8 milioni, mi pare, ha ribadito Zai l'altro giorno. Sì, assolutamente sì. I Serai, diciamo che fortunatamente quelli li conoscevo già, perché la Gordina è una zona che conosco abbastanza bene, però per esempio il brand L'Art non lo conoscevo, l'ho conosciuto ultimamente, che è un canyon, un piccolo canyon, una sorta di canyon piccolo che è sopra, diciamo, il Passo San Boldo, a confine tra la provincia di Treviso e quella di Belluno, che è una cosa straordinaria, stupenda, che era sconosciuta. Negli ultimi anni, grazie anche all'utilizzo dei social, che dimostrano tutta la loro potenza, ha cominciato a girare da semplici appassionati che ci andavano perché magari facevano, come si chiama, adesso non ricordo più, l'esercizio che è canyoning, no? Che si utilizza, che scendono in questi torrenti, ha cominciato a essere
così messo nei social, quindi comunicato, è diventata una meta turistica incredibile. Pensi che lì Eccolo qua. Tony quanto è bravo. Bravo Tony. Il nostro regista che l'ha trovato. Che meraviglia. Questo è stupendo, vedete, queste cose qua io l'ho conosciuto, l'ho scoperto, pur essendo trevigiano, quindi anche molto vicino, l'ho scoperto da pochi anni. Meraviglioso. Ma come me tanti trevigiani e bellunesi. Adesso ho scoperto anche una cosa. Sì, ma ce ne sarebbero, voglio dire, ne ho scoperte tante altre, voglio dire, comunque il Veneto è veramente una terra incredibile. Io tante volte dico ai miei concittadini giusto andare all'estero, perché serve anche per aprire la mente, ci vado anch'io, anche per imparare cose nuove e vedere cosa fanno gli altri, però se stessimo un po' attenti a quello che abbiamo a casa nostra. No, ma non c'è alcun dubbio, io sono uno sponsor assoluto dell'Italia è meglio. A proposito, adesso parliamo di pubblicità, zona di Viterbo, per nulla pubblicizzata, poco conosciuta, eccetera, c'è Civita Bagnoregio, ce ne sono un sacco di borghi. Allora, questo ponte in pietra si arriva solo a piedi, con una faticaccia allucinante, si arriva a questo borgo lassù. Cosa fanno quando ti chiedono ma li si può fare, giustamente? Ti chiedono il CAP. Quindi arriva il turista, deve passare per forza di qua, fa il suo biglietto da 5 euro, da dove viene? E quello infatti è una mossa straordinaria per sapere quali sono i flussi turistici. Insomma, adesso abbiamo pubblicità, arriviamo su a Civita Bagnoregio, chi sono? Tutti giapponesi. Vedi. Ma perché lì hanno ambientato un cartone, un film, una cosa che... poi parleremo anche dell'aspetto dell'importanza cinematografica nel turismo. Tra pochissimo. Torniamo in diretta a parlare della nostra bellissima regione del turismo, i numeri, i dati, li avete visti insomma in crescita comunque, ma dobbiamo aspettare luglio, agosto e settembre, quindi non è proprio un dettaglio da poco. Per ora quelli che stiamo commentando sono gennaio, giugno del 2019. Volevo fare un passo indietro però, poi parliamo anche di altre cose. Prima di chiedere dove state indirizzando la promozione, cioè dove raccontate il nostro Veneto, perché mi ha detto che le stime erano negative? E poi invece i dati sono positivi? Sì, allora perché noi ultimamente abbiamo sempre un problema purtroppo che stiamo adesso cercando anche di risolvere, che è quello di avere su cui tra l'altro mi incalzano molto gli operatori turistici, di avere i dati Istat in tempo reale, no? Quindi vuol dire non come oggi che stiamo presentando i dati gennaio-giugno, ma diciamo averli già, ora siamo a settembre, averli in tempo reale significa averli già fino a magari al 15 di settembre. No? Certo. Questo è difficile per motivazioni che adesso non sto qui ad elencare perché ruberemo troppo spazio, ma in sostanza fino a poco tempo fa mi davano le stime, cioè i miei uffici stimavano, avendo i dati dei soli alberghi e dei campeggi, riuscivano a fare una stima anche di tutto il resto della ricettività veneta, che non sono solo alberghi o campeggi, ma che sono agriturismi, bed and breakfast, case per alloggio, locazioni turistiche, cioè i famosi appartamenti, diciamo, che vengono Airbnb, tutte queste cose qua, no? E ci siamo accorti che i due dati non sono più in linea, mentre una volta lo erano, quando io facevo le stime di quanta gente veniva in albergo piuttosto che nei campeggi, più o meno era la stessa cifra. E perché non si Perché l'extra alberghiero sta esplodendo, cioè paradossalmente noi abbiamo alberghi e campeggi che hanno gli stessi dati o addirittura sono in calo, come è il caso di quest'anno, mentre stanno esplodendo agriturismi, bed and breakfast, quindi io ho il dato statistico che è molto positivo, che riesco ad averlo dopo in un secondo momento, mentre le stime che le ho prima ma che riguardano solo gli alberghi e i campeggi a volte rischiano di essere negative. Ecco perché c'era uno scollamento, tant'è vero che io adesso non darò più le stime, ma aspetto i dati veri, perché altrimenti si rischia anche sul territorio di avere magari soggetti istituzionali che danno dati differenti a seconda di ciò che hanno in mano. Ha sentito Franceschini sulle grandi navi? Sì, ho sentito. Diciamo che la posizione nostra è anche, cioè noi non abbiamo mai detto che è positivo avere le grandi navi che passano dal bacino di Venezia. Noi diciamo soltanto, e questo è anche uno dei motivi per cui è stata tolta la spina al governo precedente, che se il ex ministro Toninelli si fosse mosso per tempo, noi quel problema l'avremmo già risolto da qualche anno, perché c'era una proposta non solo della regione ma anche dell'autorità portuale di spostare le navi nel canale della Vittoria, esattamente, Vittorio Emanuele, e molto probabilmente questo
anche gli ultimi 2 incidenti che si sono verificati li avremo evitati. Quindi il fatto di non vedere le navi che passano all'interno del canale è sicuro che non ne risentirebbe il turismo, però insomma dobbiamo pensare a preservare Venezia. Esatto. Allora, primo si deve preservare Venezia, però secondo noi non diciamo comparto. no alle grandi navi, no, esatto. Noi diciamo no alle grandi navi nel canale della Giudecca, ma da un'altra parte. Ecco, questo sì, anche perché onestamente passare con questi mostri di fronte al campanile di San Marco, oltre ad essere brutto dal punto di vista estetico, abbiamo visto che può comportare anche danni incredibili nel caso in cui scappi una nave, no? Quindi non si può più, insomma, oggi come oggi. Però attenzione, scusi, che come diceva lei, quel mercato là è fondamentale, non è che possiamo dire si chiude il porto, perché guardate che dietro lì c'è un'economia che non sono le persone che pagano la nave e che scendono, ma tutti coloro che ci lavorano attorno al porto. Tenete conto che qui, e ne beneficia anche l'aeroporto di Venezia, è un hub di partenza, quindi ci sono crociere che partono da Venezia, fanno il giro del Mediterraneo e ci ritornano, e ci sono persone che vuol dire che il turista prende l'aereo dalla Germania, arriva qui, a Venezia, va a prendere la nave, e qualcuno, cosa che noi abbiamo già cominciato a fare, riesce anche a vendergli un pacchetto dicendo vieni qua 3 giorni prima di imbarcarti o rimani 3 giorni dopo quando sei tornato e mi rimani nel territorio veneto. Quindi insomma le grandi navi non sono un problema per il turismo, sono un problema se li fai passare nel canale della Giudecca. Promozione verso chi la state facendo, visto che cercano di spostare i turisti tedeschi? Ma noi stiamo puntando molto nella promozione internazionale anche fuori dall'Europa. Al di là del mercato americano che continua a essere importante, stiamo aggredendo proprio il mercato cinese, giapponese. Io andrò in fiera qui a ottobre proprio a Osaka, che c'è una fiera internazionale, la Regione Veneto sarà presente all'interno dell'Enit, mi è stato chiesto anche dalle categorie economiche di presidiare quel mercato e quindi saremo anche lì. Saremo a Marrakech per esempio, per tutto il tema della fiera legata al golf. Il Veneto da questo punto di vista ha molte ville, molti parchi dove si gioca a golf, siamo molto attrezzati e siamo già un punto di riferimento dopo la Spagna, diciamo, per il mercato anche nord europeo, e quindi andremo in fiera a Marrakech a presentare anche i nostri prodotti. Quindi il mercato golfistico è internazionale, non è solo europeo, ma appunto arrivano da tutto il mondo per giocare a golf, per esempio, e la Cina. Sulla Cina stiamo lavorando. Le voglio far sentire una cosa perché il tempo vola. Tony, ci fai sentire Prosecco, perché noi insomma, in questi giorni abbiamo seguito moltissimo la polemica, scoperta di fatto in diretta con il governatore Luca Zaia, che era a 20:10, era appena nata la polemica a ritirare il nome o meno, toglierlo, cambiarlo, chiamarlo diversamente, insomma sapete quello di cui stiamo parlando da ormai 10 giorni. Vediamo il servizio. Io sono favorevole a togliere il termine Prosecco dalle etichette per il semplice fatto che il consumatore non va ingannato. In questo momento personalmente dico assolutamente la parola Prosecco deve restare. Togliere la dicitura Prosecco dalle etichette e sostituirla con la denominazione territoriale? La battaglia dell'etichetta tra collina e pianura divide i produttori tra favorevoli e contrari anche nell'area di Conegliano e Valdobbiadene. Il caso è esploso dopo la decisione dell'azienda Colvetoraz di togliere dalle bottiglie la scritta Prosecco mantenendo solo il nome Valdobbiadene o di OCG. Inevitabile soprattutto dopo l'accensione dei riflettori grazie all'inserimento delle colline del Prosecco nel patrimonio UNESCO che la decisione fosse destinata a sollevare un polverone. Danno alle esportazioni o valorizzazione di un prodotto? La discussione è aperta. Oggi la gente comunque chiede Prosecco, dopo bisogna spiegare la differenza. Comunque il mercato sa che a Valdobbiadene si fa Prosecco, però secondo me l'identità Valdobbiadene o Conegliano Valdobbiadene deve rimanere una cosa a sé e più in alto rispetto al Prosecco generico di pianura. Ed il dibattito dalle cantine si allarga anche a tutti gli altri operatori, in primis della ristorazione, coinvolti nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti nei confronti dei molti visitatori e turisti che già arrivano nella Marca e chiedono le famose bollicine. Viene qui e chiede il nostro Prosecco e quindi ecco che rimane il nostro problema di questo nome Prosecco,
però alla fine sanno che qui a Valdobbiadene riescono a bere un prosecco molto di qualità e molto differente dai prosecchi generici in giro per il mondo. Avendo un nome differente c'è una distinzione netta tra quello che è il mondo prosecco, che come sappiamo tutti si parla di 500 milioni di bottiglie, e quello che è la zona storica, che è circa 90 milioni di bottiglie, 90-100 milioni. Di conseguenza può essere quello un modo per spiegare anche al turista o al cliente di dire bene, c'è il prosecco e c'è il Valdobbiadene, Conegliano Valdobbiadene superiore o il Valdobbiadene superiore. Si capisce, cioè è un bel tema. Bel tema, sì. Su Conegliano Valdobbiadene diciamo 90 milioni di bottiglie, con tutto il resto 500 milioni. 3 miliardi di fatturato, insomma. E allora dicono, signori miei, siamo noi UNESCO, no? Certo. Siamo noi patrimonio UNESCO, quindi ci mettiamo quella cosa lì perché si lega all'UNESCO. Non è un ragionamento poi così assurdo, è chiaro che ormai c'è il brand Prosecco e dopo aver sconfitto questo nome nel resto del mondo, perché non si può produrre con questo nome altrove, al di fuori di questa area, non più per fortuna. Quando, esatto, dall'intervento del ministro di allora Zaia. Adesso non è un ragionamento poi così sbagliato. Lei cosa ne pensa, l'assessore? Guardi, innanzitutto dobbiamo dire che io ogni tanto conosco bene le zone collinari e anche quelle di pianura che producono prosecco. Innanzitutto bisogna dire grazie al governatore, perché sento a volte anche tra gli agricoltori qualcuno che si lamenta, soprattutto nelle colline di OCG, perché dice ora appunto c'è questo prosecco generico, non riusciamo più a distinguere, noi lavoriamo in collina, cultura eroica, è vero, tutta fatta a mano, costa di più. Però è anche vero che se il presidente Zaia, ex ministro Zaia, non avesse fatto questa mossa, noi oggi non avremmo il nome Prosecco tutelato e gestito solo nella nostra area, cioè solo qui nelle nostre aree di OCG e anche DOC si può piantare la glera che diventa Prosecco. Se tu la stessa glera la pianti in un altro territorio, anche in Italia, che non è questo, non lo puoi chiamare Prosecco. Quindi questa secondo me è stata una genialata importante, quindi invito tutti a evitare, insomma, ecco, di essere consapevoli di questo. Dopodiché è vero che c'è questa distinzione nei costi, nella gestione, nella anche qualità, soprattutto dei profumi della collina rispetto alla pianura, però avete sentito che gli stessi produttori hanno posizioni diverse. Sì. Quindi è un tema che io personalmente penso che prima di rinunciare alla parola prosecco bisognerebbe pensarci 2 volte. Se guardiamo anche lo champagne, è un prodotto diverso per carità, però guardiamo il marketing, no, la gestione, lo champagne stesso ha la cru, la Grand Cru e mi pare che si chiami Premier Cru la terza, no? Quindi distingue per fasce di qualità se vogliamo, ma è sempre champagne e lo distingue. Ecco, io credo che questa operazione si possa fare anche col Prosecco, perché è vero ciò che si dice. Valdobbiadene con Conegliano Valdobbiadene, magari in grande e poi Prosecco superiore. Certo. Oppure ecco, insomma, metterci magari un qualcosa che lo distingue dall'altro. C'è già il DOCG e il DOC, però dobbiamo anche essere onesti, a livello internazionale la differenza tra DOCG e DOC non la capiscono, e quando tu gliela vai a spiegare fanno fatica anche a capirla, perché quando tu a un cinese o a un americano o a un giapponese gli dici DOCG significa denominazione di origine controllata garantita e lui ti chiede e il DOC denominazione di origine controllata, allora ti dice ma allora questo non è garantito, quello è garantito, questo no, e perché allora fa confusione sta cosa. È meglio forse spiegarla in un altro modo, cioè sono 2 prodotti validi, uno è un tassello in più per le motivazioni che andiamo a spiegare, per il territorio che andiamo a spiegare, perché allora così portiamo anche il turista sul territorio, che è quello che interessa a me. Il traino è l'UNESCO, cioè nel senso, è diventata quella cosa lì, dobbiamo per forza distinguerci, perché i turisti vengono però bevono sotto, cioè questo è il tema. Oggi come oggi che siamo riusciti su a prendere quel Prosecco. Esattamente, oggi come oggi che siamo riusciti a far passare le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, e scollegare il prodotto al territorio secondo me è sbagliato. Dobbiamo invece fare un'azione di marketing forte, comunicativa, dicendo guarda che qua quando voi venite a vedere le colline qui trovate il prodotto top. Certo. Poi esiste anche l'altro. Allora assessore, devo volare ma con 2 battute perché siamo già fuori oltre i termini. Super manager delle Olimpiadi? Noi adesso con le Olimpiadi qui c'è il presidente che si sta muovendo in prima persona ovviamente, cercando i manager adatti,
quindi non come diciamo noi trombati della politica, ma gente che sappia fare questo mestiere, perché ci giochiamo molto, e quindi da questo punto di vista stiamo già lavorando. Per quanto riguarda i mondiali di sci 20 e 21 stiamo già collaudando la situazione, quindi arriveremo nel 2026 secondo me preparati. E poi alla Mostra del Cinema ho visto che insomma, eravate presenti con 17 produzioni. Abbiamo avuto come Veneto ben 17 produzioni tra film, docufilm, cortometraggi. Il cinema, dicevamo prima, è fondamentale anche per la promozione turistica, perché significa veicolare il territorio. Ecco, per esempio, fare un film è già stato fatto, finché non c'è Prosecco c'è speranza, ma farlo per esempio nuovo, diverso, con una caratterizzazione internazionale potrebbe essere importante, ma non solo per il Prosecco, anche per la Valpolicella, per l'area del Soave, piuttosto che per il Polesine per esempio, no? O il lago di Garda, cioè per tante altre aree della regione Veneto. Quindi usare il film è fondamentale. Noi tra l'altro partiamo con 2 fiction importanti, che una è di The New Pope, che è il nuovo con il regista Paolo Sorrentino, con Jude Law. Esattamente, con John Malkovich anche, e viene sponsorizzato dalla Regione Veneto. Sì. Questo partirà, ne parte un altro che è Effetto Domino, anche questo molto importante, tra l'altro tra gli attori c'è anche Red Canzian, che è un mio conterraneo trevigiano, Neri Marco Re, che raccontano un po' il Veneto, facendo dei film, in sostanza delle fiction. Abbiamo già investito 3 milioni di euro per produzioni cinematografiche, ne abbiamo messi altri 2 per un altro bando che uscirà qua tra poco, a ottobre, ma il Presidente Zaia ha già chiesto a noi assessori di racimolare, diciamo, altre risorse all'interno dei fondi europei per mettere ancora più risorse proprio sull'azione cinematografica. Prima o poi faremo questo film sulle alluvioni, sull'informazione delle alluvioni. Perché no? Perché adesso questi li aveva citati anche il nostro direttore, che è presidente della Veneto Film Commission, e quindi sono produzioni che arrivano sul nostro territorio. Diciamo che Bacciali è diventato il presidente della Film Commission regionale, perché noi ad oggi abbiamo agito con le Film Commission provinciali, Treviso, Vicenza, che hanno fatto un ottimo lavoro, però c'è bisogno di una regia unica. Grazie a Federico Caner, grazie assessore, buon lavoro, a voi per averci seguito, restate in nostra compagnia con Antena 3, grazie.